Bella raga, tutto il comandante veneziano, qualifica difficile qui in Bahrain, cioè pensavo di andare male, vado bene e viceversa. 17esimo in griglia, questa è la strategia, questo è il tempo, dobbiamo recuperare in gara, ma che roll ragazzi, qualifica di merda, ma in gara ci recupera tutto e basta. Stiamo davanti a Van Dorn, è quello che volevo in partenza. E adesso pompare, pompa. Attenzione, mamma mia, incidente. Incidente davanti. Incidentone davanti, safety car subito. Si è visto subito che l'incidente era brutto. Nessun ritiro, ma l'incidente è brutto. Siamo ottavi, abbiamo anche recuperato parecchie posizioni. Subito safety car. Adesso bisogna valutare bene. Fin dopo la partenza, cioè dopo quando la safety car torna nei box devo superarne 2-3 però, Incredibile, subito safety car. Ottimo lavoro. È stato Ricciardo che è stato coinvolto. Il porco di Ricci. Devo tenermi tanta benzina, cercare di accumularne il più possibile. Così la posso stare un bel po' con la miscela obesotta. Incredibile. Mi sono fortunato Ricciardo a non ritirarsi perché poteva arrivare qualcuno addosso. Subito colpi di scena qui in Bahrain. Abbiamo Perez che è sesto, è davanti a noi purtroppo e non va bene. Ok, siamo tutti dietro la safety car. Riprende la lotta. Accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. Ragazzuoli, con calma. Ok, si riparte. Vediamo che riusciamo a combinare adesso. Ok, distacco dal pilota in testa. Vai, ciao Max. 4 secondi. E superiamo Max. Benissimo, la safety car ci ha aiutato a superare tranquillamente loro. Adesso nel corpo a corpo dobbiamo fare bene adesso, Questo l'obiettivo del Bahrain è una gara favorevole teoricamente, è solo che la qualifica non lo ha dimostrato. Doppio sorpasso, yes. 4 place. Distacco dall'auto davanti. Adesso dobbiamo fare veramente il garone della vita. Se voglio il podio. Perché in Bahrain il mio obiettivo era il podio. So che lo posso ottenere. Lo avevo boccannato le qualifiche come un porco proprio. C'è Raikkonen davanti, però sarà dura tenere fette degli altri. Finché ho la miscela grassa è possibile. Poi sarà molto dura. Bisogna spingere a cannone. Dobbiamo arrivare alla prima sosta già con un bel vantaggio, così da non perdere troppo. Però io sinceramente gomme medie. Affermativo, gomme medie al prossimo pit stop. No. Monta gomme morbide. Monta gomma morbide. Ricevuto, gomme morbide al prossimo pit stop. Perfetto. Fresco così. Guarda che lotta tra la Ferrari e la Mercedes. Finché siamo di miscela grassa è un buon passo, Hamilton ha perso la posizione da Raikkonen, magari anche nella realtà.
Occhio, qua proprio perdo il cordo, le vado per prati, anzi per sabbia. Porca troia. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano A? Né una né l'altra, guarda. D'accordo. Ma no! Che palle! Voglio andare con le soft, puttana miseria, non rompiamo i maroni. Ok. Abbiamo Massa dietro. C'è Pippo dietro, c'è Pippo. Pippo, vai box. Ora puoi rientrare ai box, quindi il distacco dal tuo compagno è 2,1 secondi. Comunque la safety car le gomme sono anche consumate molto meno rispetto al previsto. Aspetto io però, vedi, sono dietro, c'è il suo guadagnare purtroppo. Purtroppo non ce la fa. Sparo poco, ma sono molto concentrato perché avere dietro comunque questi fenomeni non è semplice. No, qua vado lungo forse. Sì, l'ho visto subito. Tanti errori per il cui supera Pippo. Non va bene, non va bene. Cara scorbutica per il cume ancora, vabbè, ma che spaccio. Mamma mia che male. Momento non facile adesso. Una serie infinita di sbavature. Mamma mia che delusione. Sto Bahrain deve essere la gara super, invece molto male per adesso. Vabbè. Tanto vai box. La Ferrari ma passo secondo, perché chiaramente abbiamo superato da tantissime altre macchine, vediamo quante, speriamo non troppissime. Vai. Dai. Vediamo quante, 5. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Anche forse esco quinto, una penalità per guida pericolosa. Questa è veramente una gran cosa. Sono molto sotto, una macchina procede lentamente, lo vediamo nell'ultimo settore, nell'ultima curva. Però finora nessun ritiro. Massa davanti che è quarto. Ok. Dopo andiamo di super soft. Va benissimo essere usciti così, veramente va benissimo. Perez probabilmente manterrà la posizione su di me, presumo. Abbiamo Ricciardo dietro con il super soft, questo mi fa un po' più paura sinceramente. Macchina migliore, mescola migliore, non una bella combo per il Kuma. Ok, Perez è ai box adesso. Vediamo che succede. Forse ce la fa, non è durissima. Il distacco dalla prima posizione. Mamma mia, ce la giochiamo proprio di poco. Ce la faccio, sì. E siamo quarti ai piedi del podio ancora. Mamma mia che bella Force India, che bel Kume. Che bella Force India, che bel Kume.
aiutati anche un po' dalla safety car iniziale, che mi ha permesso poi di girare tanti giri con la miscela grassa. Però ci siamo, cazzo. E la proviamo anche su certi, forse il vantaggio della mescola, non su Massa purtroppo, che anche lei ha scelto come me le soft. Attenzione, ci prova Ricciardo. Ai 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 ai. Il Cume chiude benissimo la porta e si rimane quarti. Ottimo. Sarebbe bello una seconda safety car, ma non possiamo pretendere troppo, dai. Mamma mia, Ricciardo ci sta provando in tutti i modi, dobbiamo tenerlo dietro a tutti i costi. Occhio. Come chiude ancora la porta molto molto bene. Ok, perfetto. Siamo in bolla, come si suol dire. Ritmo c'è, macchina anche. Ok, il distacco è 4. Siamo ancora ai piedi del podio. Secondi. Ma stiamo andando bene, sta Force India mi sta piacendo in una maniera, sta Panterona la portiamo al titolo, questo è l'obiettivo. Campioni con la Panterona, e questo è il The Dream. Voglio questo risultato, lo pretendo. C'è tensione perché Ricciardo è veramente là che vuole superarci, ma noi non lo facciamo passare. Ricciardo, non rompere i maroni. La prossima vettura è una Williams. Sì, lo so, coglionazzi. Strategia che non so se l'ho azzeccata, mi sembra di no però, Vai ora. Mi superano in tanti, infatti, mamma mia. Sergio è ai box. È vero che loro hanno le medie, io le Non spingere subito, super cerca soft, di portare però le gomme a sarà comunque temperatura. dura superarli in pista. Proviamoci. Vai. L'obiettivo scuderia, cioè si è ritirato Vettel comunque a proposito. Si è ritirato il Bibitaro, purtroppo Ferrari sempre in difficoltà, non c'è niente da fare. Nella realtà e nei giochi. Sì, però dovrei superare entro 3 secondi questo stronzo, perché 2 mescole di vantaggio, la macchina migliore, te prego, perché sennò veramente è un disastro. Tanti hanno optato per le medie. Mamma mia che sfiga, l'ho beccato di striscio, dai. Ma vaffanculo. Troppo finché non la ripariamo, non peggioriamo la situazione. Mi tocca fare anche i giri con l'ala leggermente danneggiata, ma porca. Che sfiga. Sì, nessuno davanti a me deve andare ai box, devo superarli in pista, sarà durissima, bene, molto bene. Sono quelle cose che mi emozionano proprio. Culo, va. No. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Sto provando a spingere, ma è dura, lei è molto dura. L'è quasi improponibile. Certo che Stroll, anche lui alle medie, le super soft. Cioè, andiamo a avvicinare, cazzolina.
Pensavo meglio qui in Bahrain, con tutta onestà, invece è stato il risultato peggiore della stagione. Dai, porca mignottina. Non c'è proprio ritmo, Beppe. Stroll è tranquillo e c'ha le medie, ma porca miseria. Ho capito che la Williams ha migliori prestazioni rispetto alla Force India, però... sto sbagliando tutto però io, sto guidando male veramente. Gara scorbutica, sono nervoso oggi. Purtroppo niente è andato come doveva. Comunque che Perez è strategia sbagliata, è stata la stessa mia, è andata male per tutti e due. Settimi rimaniamo, purtroppo competenza, stiamo attenti anche a Sainz. Il distacco dal tuo compagno è 15,6 secondi. C'è anche una Ferrari dietro. Ah, Dio mio. Devo stare attento a non perdere la settima piazza. Devo stare molto attento. C'è l'icona indietro che spinge chiaramente per recuperare posizioni molto indietro la Ferrari. Mamma che disastro sta Ferrari. Male male la Ferrari e male male il Cume oggi. Ragazzi, arriva un settimo posto abbastanza buono. Speravo in qualcosa di più, ma comunque sono punti importanti per il Cume, per il campionato. Va bene così. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Va bene, cazzo tuoi, cioè, non mi prendo le gomme, non ho voglia. Ai ai ai. Vediamo un po'. Vince ancora Bottas. Che salgono sul podio dopo un'ottima gara. Super. Mercedes purtroppo. Classifica siamo quinti a 28 punti. Costruttori sempre terzi. Eravamo, sì, sempre terzi. Raga, sotto il guendone. Veneziano. Ciao!